Dottor Alessio Pagan, perché chiamiamo l'HPV il virus che causa il cancro e quali sono i rischi correlati a questo virus sempre più diffuso? Allora, innanzitutto diciamo che quando si parla di papillomavirus, appunto HPV con una sigla, si intende una grande famiglia di virus che vengono classificati in due grandi gruppi a secondo del loro potenziale di provocare un tumore, appunto HPV a basso rischio oncogeno o ad alto rischio oncogeno. Gli HPV ad alto rischio oncogeno sono in grado di provocare dei tumori in vari distretti anatomici, tra cui la cervice, la vagina, la vulva, l'orofaringe, l'ano e il pene. Tra questi la cervice è in assoluto l'organo dove con più frequenza si sviluppa il tumore e si registrano circa 2400 nuovi casi l'anno in Italia. Il virus viene trasmesso prevalentemente, anzi esclusivamente per via sessuale, ma per contatti tra genitali nudi, quindi il preservativo non protegge completamente dalla trasmissione di questo virus ed è per questo che l'infezione da papillomavirus è in assoluto l'infezione sessuale più frequente. Si calcola che circa l'80% delle donne che hanno una vita sessuale normale vengano in contatto con uno o più virus. Quando ci si infetta con il papillomavirus, nella stragrande maggioranza dei casi il virus viene eliminato dall'organismo, ma solo una percentuale, intorno al 10% delle donne, mantiene in maniera latente questo virus nella vagina. Dottoressa Anna De Polo, come funziona e perché la vaccinazione gratuita HPV è rivolta agli undicenni di entrambi i sessi? Nel corso del 12° anno di vita arriva a casa la lettera che invita i ragazzi e le ragazze ad aderire alla vaccinazione contro il papillomavirus. Si tratta di un ciclo vaccinale che prevede 2 dosi di vaccino, distanziate fra loro di circa 6 mesi, che protegge contro il tumore del collo dell'utero principalmente, ma anche altri tumori della zona genitale, parliamo di vagina, vulva, pene, ano, faringe. E inoltre vaccinandosi si blocca la circolazione, si limita la circolazione del virus fra la popolazione sessualmente attiva. Per questi motivi è fondamentale che a vaccinarsi siano sia le ragazze che i ragazzi. Perché parecchi genitori non fanno fare la vaccinazione ai loro figli e come possiamo spiegare loro perché è importantissimo fare questo tipo di vaccino? Vi è spesso l'erronea convinzione che a 12 anni sia ancora presto per vaccinare i propri figli contro un virus che si trasmette per via sessuale. Va però sottolineato che l'efficacia preventiva della vaccinazione è massima se ci si vaccina prima di incontrare il virus e quindi prima dell'inizio della vita sessuale. Va inoltre detto che è una vaccinazione che ha dimostrato un'efficacia a lungo termine e a tutt'oggi non vi è alcuna evidenza che siano necessari richiami nel corso della vita. Se non si aderisce subito all'offerta vaccinale è ancora possibile recuperare la vaccinazione contattando il Servizio Igiene e Sanità Pubblica del proprio distretto di residenza. In Veneto la vaccinazione contro il papillomavirus è gratuita per le ragazze, per le donne, fino al compimento dei 26 anni e per i ragazzi fino al compimento dei 25 anni di età. Va solo precisato che dopo i 15 anni di età lo schema vaccinale contro il papillomavirus passa da 2 a 3 dosi. Dottore, se si è fatto il vaccino ci si può dimenticare di fare PAP test e HPV test o bisogna continuare a fare i controlli? No, assolutamente no, bisogna continuare a fare i controlli in quanto nel vaccino non avalente, che adesso è quello in commercio, ci sono 2 ceppi di HPV a basso rischio ma 7 di HPV ad alto rischio. In realtà noi sappiamo che ad alto rischio ne esistono almeno 14, quindi la donna deve continuare a sottoporsi a uno screening regolarmente con il PAP test e o l'HPV test. Lo screening organizzato prevede l'esecuzione di un PAP test nelle donne tra i 25 e i 30 anni non vaccinate e invece a tutte le donne sopra i 30 anni prevede l'esecuzione di un HPV test ogni 5 anni se questo è negativo. Quando c'è la necessità di fare un test d'approfondimento, che nel caso del PAP test o dell'HPV alterato risulta essere la colposcopia, dal 2018 l'ULSS 2 Marca Trevigiana ha centralizzato tutti questi controlli presso sede unica del secondo livello che è a Borgo Cavalli.